Sicurezza. Con un appalto da 275.000 euro, Mogliano consolida il servizio di sorveglianza privata sul territorio. Per 3 anni alle auto delle forze dell'ordine si affiancherà nelle ore notturne quella di una guardia giurata. Prevederà una pattuglia presente in città dalle 22 di sera fino alle 6 di mattina, tutti i giorni, anche nei giorni festivi. Per 3 anni andranno a controllare quelli che sono i nostri 60 edifici nel territorio, ma di conseguenza faranno sicurezza nel territorio. Quasi 1 milione di euro nell'arco di 2 anni destinato alla sicurezza. Il sindaco Bortolato ha voluto fare in comune il punto perché questo è un tema caldissimo dopo i ripetuti fatti di cronaca e la polemica politica legata alla revoca delle deleghe all'ex vice sindaco e assessore di comparto Leonardo Muraro. Ai cittadini Bortolato chiede di aderire al controllo di vicinato, occhi umani affiancati a quelli elettronici. Sta aumentando sempre di più la nostra rete di videosorveglianza, in passato abbiamo visto importanti investimenti, quest'anno Buonisiolo, il prossimo anno stiamo pensando alla frazione di Disarmà. Grossi investimenti anche sulla caserma dei Carabinieri affidata al nuovo comandante Giuseppe Mazzetti. Per il rappresentante dell'Associazione Commercianti fondamentale è anche animare strade e piazze con eventi. Ritengo che la buona movida, ma comunque l'eventistica, possa essere un dispositivo di sicurezza urbana, far vivere la piazza con famiglie, persone che escono con uno spirito positivo di divertimento e riempiono gli spazi che di solito vengono occupati da chi preferisce stare nel buio e nel silenzio della notte. Ha rotto una serie di episodi negativi che si stavano sviluppando e speriamo che questa sospensione duri più a lungo possibile. Punto nero, l'amministrazione lo sa bene, la stazione dei treni. È una delle stazioni più frequentate del Veneto. Mogliano dal punto di vista logistico è in un luogo strategico e bisogna continuare a presidiare la stazione in luoghi più caldi in maniera continuativa e sicuramente più forte.